Seconda corsa dall'Arcoveggio, 2 ritiri, Caspian Mo e Blackfire Horse, restano in corsa Zar Parlante, Coriolano Pelle, Chanel DVS con Andrei, Caterina FC, in seconda linea Dursamore SM, DJ Piz, Delizia di Casei, Amore Stecca, favori per Caterina FC, numero 6, Macchina che accelera con Caterina FC che cerca subito di sfilare e in poche battute è il leader nei confronti di Coriolano Pelle, che rimane in scia davanti a Dursamore SM. Caterina FC, Coriolano Pelle, in terza posizione Dursamore. Questa è la situazione dopo 400 metri di gara completati in 37. Ora immagine allungata per mostrare tutto l'intero gruppo dei concorrenti. I 600 se ne vanno in 46,7, situazione invariata. Caterina su Coriolano, poi c'è Zar Parlante che precede il resto dei concorrenti con la progressione in terza ruota di Amore Stecca, che dopo 800 metri progredisce con decisione, mentre viene via in terza ruota anche DJ Piz. Cavalli che stanno completando il chilometro, 1:17,9, e continua a comandare la gara Caterina FC su Coriolano Pelle. All'esterno si impegna Amore Stecca a 450 dall'arrivo. Più indietro c'è Zar Parlante. Muove anche Delizia di Casei dalla quarta posizione alla corda e siamo ora sulla curva conclusiva, a metà della quale numero sempre Caterina 5 FC in con vantaggio. Andrei squalificato. Lo scatto in terza ruota di Delizia di Casei, completamento numero della piegata, 4 ingresso Chanel in DVS addirittura d'arrivo con squalificato. Caterina FC in allungo su Coriolano Pelle. Ultime battute con lo scatto di Delizia di Casei a centropista. Delizia di Casei nel finale avvicina il battistrada. Caterina, che dovrebbe esserci salvata comunque, mentre per il terzo dovrebbe essere Coriolano Pelle. Andiamo a rivedere che l'arrivo abbastanza serrato con Caterina che va un po' in difficoltà. Vedete, Coriolano Pelle sembra la minaccia più insidiosa, ma è invece Delizia di Casei che lo avvicina sensibilmente nel finale. Si salva ancora Caterina FC, Andrea Venezia in sediolo contro Delizia di Casei, che finisce molto bene al suo esterno, ha un'incollatura scarsa, mentre al terzo posto lungo la corda è Coriolano Pelle davanti a Zar Parlante. Successo quindi per la favorita Caterina FC, che ribadisce un recente successo. Il training è quello di Mattia Ricci per il signor Pietro Avveduto.